del Signore sia. Una parrocchia intitolata a San Nicola di Bari, ma che ha in Sant'Antonio da Padova il suo santo più amato e venerato. Per la piccola comunità di Correglia Ligure, domenica di Pentecoste di festa, con la messa solenne al mattino trasmessa in diretta su Teleradio Pace e il pomeriggio i vespri e la processione guidati dal vescovo diocesano Monsignor Giampio De Vasini. Una devozione a Sant'Antonio che si è radicata nei primi anni del Settecento, quando nacque una confraternita ispirata al santo, che ancora oggi conta alcuni iscritti. Ha segnato un po' la vita di tutti noi che abbiamo vissuto in questa parrocchia e ogni anno ci ritrovavamo per una solennità che era un'eccezione, quindi processioni, feste sagre e quant'altro. Continuiamo su questa via, ovviamente come piccola comunità facciamo un po' di più fatica rispetto a un tempo, però ci impegniamo e alla fine poi in questa occasione si ritrova l'unità e la volontà di fare. Come si è preparata la comunità a questo momento? Comunità con fede, come al solito, una celebrazione venerdì sera, però le ultime 2 settimane siamo tutti qua o in chiesa o giù sul campo per la festa, insomma è un momento di aggregazione importante per un paesino piccolo come il nostro. Cosa chiede la comunità al suo santo? La comunità intanto ringrazia perché sicuramente il fatto che sono affezionati, hanno questa devozione proprio radicata in questo santo, c'è da dire che la prima cosa da ringraziare e chiede ancora la sua protezione, chiede la sua guida e tutto questo nella preghiera, nell'accompagnamento spirituale e umano che si fanno tra fratelli e sorelle, quindi una comunità cristiana solidale anche nella sua piccolezza. È una devozione antica, diciamo, e quindi è una tradizione, manteniamo, come si può dire, quell'affetto, chiamiamolo affetto, verso questo santo che probabilmente per i nostri anziani, i nostri vecchi era un trasporto particolare. Poi c'è anche la festa popolare. Una volta si faceva poco e niente, invece adesso sono una decina d'anni che c'è un bel gruppo di ragazzi che si impegna e anche ci danno una mano a sostenere la Chiesa perché sennò non sarebbe impossibile.